5 Stelle Sardegna presenta Die pro Die. In collaborazione con... Non si può, non si può, non si può, non si può restare nascosti sempre nella roulotte. Caspita, oggi è il mio compleanno, tanti auguri a me. Ma ciao a te che te ne vai, che non hai viaggi per partire, né valigie da disfare, per una storia che non va. Ma perché le donne vanno via? I don't know about you, but if you're feeling the groove, you know what you gotta do. It's got to be fun, yeah. Get on the floor, no need to hold back. Sexy for me, discuss stilettos on shaking all. Let's dance. Looking out on the morning rain, I used to feel so uninspired. And when I knew I had to face another day, Lord, it made me feel so tired. Before the day I met you, life was so unkind. You're the key to my peace of mind. Bentrovati in nuova puntata per quanto riguarda Die pro Die. Quest'oggi siamo qui in una piazza incredibile, nuova, siamo a Porto Torres e siamo in compagnia dell'assessore alla cultura e allo spettacolo della città di Porto Torres, Costantino Ligas. Buonasera. Buonasera a voi. Devo farvi sempre i complimenti, l'ho fatto anche col vostro sindaco qualche mese fa per i bei lavori che state portando avanti in città. Ma noi stiamo cercando chiaramente soprattutto dal punto di vista culturale e turistico, di rilanciare un po' la città che era purtroppo un po' poggiata su se stessa. In questi 2 o 3 anni abbiamo cercato di risvegliare un po', soprattutto il Porto Torresi, ci siamo, penso, in qualche modo riusciti. Ho visto comunque tantissime manifestazioni, a partire da maggio, poi fino a fine stagione, tanti spettacoli, le vie che si riempiono di tanta gente. Credo che questa sia la positività di una città che è sempre più all'avanguardia. Sì, abbiamo avuto la buona idea di creare in questa zona dove stiamo effettuando questa intervista una zona pedonale, per cui la notte le persone durante l'estate si riversano in questa zona della città. Solitamente in diverse piazze ci sono degli spettacoli che le persone possono seguire di varia natura, ci sono dalla prosa alla commedia, agli artisti di strada, alle bancarelle, insomma, tutta una serie di cose che hanno creato tanta vivacità al centro della città, ma soprattutto hanno creato la possibilità per tante persone che abitano anche a Porto Torres, ma non solo, ma che anche abitano durante il periodo estivo a Stintino, a Alghero, a Castelsardo, di scegliere la nostra città, cosa che insomma non avveniva in precedenza, di questo chiaramente siamo molto molto contenti. Migliorie di ogni tipo, la città che cambia, il porto che viene rivalutato, le piazze che cambiano, che si ricostruiscono, il mare con le nuove spiagge, insomma Porto Torres sta diventando una città turistica a tutti gli effetti, a differenza di prima che forse era un po' trascurata. Sì, è trascurata anche perché effettivamente la città ha sempre avuto questa prevalente economia industriale che per tanto tempo ha fatto in modo che nessuno si rendesse conto invece dello stupendo dono paesaggistico che insomma, abbiamo in questa porzione di territorio sardo. In questi anni, non solo per merito nostro, ma per merito di tutti gli amministratori che hanno avuto questa attenzione, la città sta modificando il suo aspetto e soprattutto sta avendo una collocazione anche dal punto di vista turistico che non aveva avuto negli anni precedenti. Sono nati dei B&B, abbiamo degli ottimi riscontri dal punto di vista del turismo stanziale, cioè i turisti che scelgono Porto Torres per trascorrere le proprie vacanze e tante persone che la sera si riversano qua in città per trascorrere le loro serate o per mangiare una pizza o per fare una buona passeggiata, per cui insomma di questo siamo assolutamente contenti.
at work, I just take time, and all through my coffee break time, I say a little prayer for you. Forever and ever, you stay in my heart, and I will love you forever and ever. Allora, adesso andiamo a parlare di date. Credo che manchino ormai pochissimi minuti alla chiusura di questa puntata di Die Pro Die. Le date, quelle importanti, quelle che servono per dare spettacolo alle persone che verranno qui. Prego. Allora, le date sono che dal mese di giugno cominceremo a avere tutti i fine settimana l'isola pedonale, per cui questo significa che tutti i fine settimana la città sarà intestata da spettacoli musicali, spettacoli di prosa, da manifestazioni di vario tipo. Poi ci sarà l'appuntamento importantissimo ad agosto della quarta edizione di Suoni e Sapori, che è una manifestazione che da qualche anno vede qua in città i migliori esponenti della musica sarda, e una serie di gazebo che invece fanno degustazioni di prodotti tipici, soprattutto la barbagia, insomma, del nuorese, che qua sono un po' meno di moda che là, perché Canede, essendo un posto di mare, questo tipo di cultura è un po' meno praticata. Per cui poi abbiamo tutta una serie di appuntamenti, da Voci d'Europa ai concerti della mezz'estate, al cinema all'aperto, alla rassegna del festival della prosa in dialetto sassarese. Insomma, avremo i soliti appuntamenti, la rassegna di jazz che facciamo ormai da tanti anni. Insomma, la città sarà comunque ogni sera in qualche modo una sorpresa per tutti coloro che verranno qua a trovarci, e speriamo che siano in tanti anche quest'anno. Porto Torres è anche proiettata per quanto riguarda lo sport, tanta box, tanto sport. Quali saranno gli appuntamenti dell'estate? Quest'anno diversificheremo, quest'anno non avremo l'appuntamento classico con la box, ma avremo il campionato italiano di Aquathlon, che si svolgerà nella stupenda pista ciclabile della spiaggia di Balai. Gli atleti infatti faranno la parte acqua nella spiaggia di Balai e invece la parte podistica lungo la pista ciclabile. Avremo poi tutta una serie di appuntamenti legati comunque all'attività comunque di alcuni sport che per noi sono assolutamente importanti, come il calcio. Abbiamo un appuntamento con il calcetto dove avremo tanti campioni della Serie A che verranno a trovarci come ogni anno. Insomma, da questo punto di vista diciamo che siamo abbastanza, possiamo offrire anche da questo punto di vista un bel programma, un bel cartellone di appuntamenti. È un piacere aver parlato con lei, Assessore. Avete sentito Porto Torres, da come parla l'assessore mi sembra un po' di rassomigliare questa città un po' a Rimini Riccione, no? Dove la notte comunque c'è divertimento, spettacoli, tutte cose diverse, insomma tutto positivo magari. Sì, ma insomma abbiamo tanti passi da fare ancora, però il fatto che si sia scoperta questa nostra vocazione turistica significa che, anche perché voglio dire anche una cosa importante, che questa vocazione turistica si è anche scoperta perché tanti commercianti in questa città stanno scommettendo comunque sulle loro attività e sulla città stessa, per cui insomma l'amministrazione sta facendo tanto, ma credo che anche tutto il tessuto poi economico della città si stia in qualche modo svegliando rispetto a questa argomentazione, e stiamo crescendo un po' tutti assieme. Abbiamo tantissima strada da fare, però il fatto che tante persone, un po' come stasera avete fatto voi, vi ringraziamo, si siano accorte che in questa città si respira un'area diversa rispetto all'accoglienza del turista, alla possibilità di accogliere presenze dall'esterno, insomma ci fa veramente tanto piacere. Grazie Assessore, grazie a tutti voi che ci avete seguito fino a questo momento. Ricordate, una tappa importante deve essere sicuramente Porto Torres durante l'arco comunque di questa estate ricca di appuntamenti, ricca di spettacoli. Alla prossima, grazie a tutti. Da Porto Torres tutto, arrivederci. Die Pro Die, in collaborazione con Non si può, restare nascosti sempre nella roulotte. Caspita, oggi è il mio compleanno, tanti auguri a me. Ma ciao a te che te ne vai, che non hai viaggi per partire, né valigie da disfare, per una storia che non va. Ma perché le donne vanno via? But if you're feeling the groove, you know what you gotta do. It's got to be funky. Get on the floor, no need to hold back. Sexy for me, this girl stilettos on she.
We have